Consumo di territorio si intende nello specifico cementificazione, costruzioni? Soprattutto cementificazione del territorio, e il Veneto ha un record in questo anche a livello europeo. Noi abbiamo subito il titolo di città diffusa, di territorio ormai cementificato in ogni sua parte. È difficile poter trovare soluzioni di continuità se vogliamo andare da Venezia per esempio a Treviso o da Venezia a Padova. Questo è un grosso problema soprattutto per la capacità di assorbimento del terreno e quindi per la possibilità che hanno le piogge di infiltrarsi. Noi lo stiamo denunciando da anni, dall'alluvione di Vicenza, dall'alluvione del 2010, ma anche di tutte le alluvioni precedenti. Di questa denuncia del dissesto idrogeologico ne abbiamo fatto ampia denuncia, per esempio ad ottobre con l'anniversario del disastro del Vajont, ma se vogliamo dirla tutta, anche lo stesso capo dello Stato napolitano, quando è venuto l'ultima volta in Veneto a Padova, ha detto che un occhio di riguardo lo si dovrebbe avere soprattutto per quanto riguarda la prevenzione del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico. Noi non veniamo ascoltati, ma mi sembra che non venga ascoltato nemmeno il Capo dello Stato. C'è chi dice che manca anche la semplice prevenzione banale, quella di tutti i giorni o di tutti i mesi, insomma, nel caso, cioè magari pulire gli argini, i canali. Sì, quella è una delle cose sostanziali della prevenzione. Cominciare a avere riguardo alla manutenzione dei canali, alla manutenzione dei rivoli, dei fiumi, ma soprattutto togliere dagli alvei fluviali quelli che sono i rifiuti che porta con sé il fiume, soprattutto quando è in piena, e non lasciarli depositare che possano diventare, come diventano, un ostacolo, un pericolo poi.